La commissione che deve decidere ha sospeso il giudizio, non ha avviato la procedura. Per stabilire la morte cerebrale del bimbo di 5 mesi arrivato in coma sabato mattina all'ospedale di Padova mancano ancora esami decisivi. Il direttore del Dipartimento di Pediatria, Giorgio Perilongo, parla di stallo. Le prime risposte arriveranno domani, dopo la flussometria. I sanitari devono stabilire se il cervello manda ancora segnali di attività elettrica e soprattutto se c'è flusso di sangue che lo alimenta. Il bimbo è dunque clinicamente gravissimo ma stabile, in condizioni che i medici ritengono irreversibili. Il suo piccolo cuore continua a battere grazie ai farmaci, intubato, respira, tenuto in vita solo dalle macchine. Appesa ad un filo la sua sorte, ma anche quella della mamma, la 29enne vicentina indagata per lesioni gravissime. Subito al marito, svegliato dal suo richiamo, ma anche ai carabinieri che l'hanno interrogata dopo, ha ammesso: è mia la responsabilità di tutto, lui piangeva e io l'ho cullato troppo forte. Incensurata, non in cura psicologica, è apparsa lucida agli inquirenti. Potrebbe trattarsi di un caso di sindrome da scuotimento, tante le cause che potrebbero averla spinta ad agitare violentemente il figlio di pochi mesi. Stanchezza, depressione, ma anche inconsapevolezza dei rischi. Sul torace del bimbo sono comunque evidenti gli ematomi da forte pressione di polpastrelli. Natale amaro nella comunità di Mestrino nel Padovano, dove la coppia vive con un'altra figlia di 1 anno e mezzo. In queste ore il parroco sta cercando un contatto con la famiglia sotto shock.